importante riuscire a relazionarmi con il maggior numero di, non solo di consiglieri regionali ma anche di colleghi possibile, e comunque penso che anche il fatto di esercitare effettivamente la situazione in questo permetta una empatia forte con tutte quelle che sono le difficoltà nell'ambito dell'esercizio professionale. Però vedete, io ho questa convinzione che noi non possiamo chiedere agli altri che cambino qualcosa che riguarda noi, possiamo farlo soltanto noi. Non ci sono sindaci, non c'è Anvur, non ci sono politici che possano rispondere alle nostre istanze se non siamo noi stessi a rappresentarle nella visione che poi abbiamo rispetto alla nostra professione. Sono d'accordo con chi ha detto, sono state dette davvero tante cose, quindi mi scuso se preferisco non citare perché magari sbaglio poi il relatore. Ecco, perché è fondamentale sicuramente l'azione politica e in questo funziona l'ordine, però funziona se c'è una professione che si manifesta in tutte le sue azioni come tale e quindi ha in se stessa il proprio riconoscimento, ce l'ha perché è una professione che ha delle competenze che non possono che derivare. Noi abbiamo questa professione bellissima secondo me, che è il motivo per cui io l'ho scelta e che me la rende interessante tuttora, cioè mi permette di mettere insieme il pensiero con l'attività. È il motivo per cui avevo scelto il corso di studi allora, che non aveva ancora nulla a che fare con la laurea, no? E dunque siamo noi che dobbiamo dar corpo al metodo, ai modelli che utilizziamo, non c'è qualcun altro che lo fa per noi, e poi anche possiamo capirne, interpretarne l'efficacia pratica, no? Quindi è davvero una bella professione. E lo stesso dobbiamo fare non soltanto nei confronti delle persone con le quali veniamo a contatto nell'esercizio professionale, ma dobbiamo farlo nei confronti della cura che è stata citata anche negli ultimi interventi della professione stessa, perché non lo può fare nessun altro, lo possiamo fare soltanto noi. E in questo è molto bello che ci sia stato il tavolo che ha riguardato le associazioni. In questa seconda parte ci sono responsabilità diverse. L'ordine non è un sindacato, l'ordine non è un'associazione di docenti di servizio sociale, non è un'associazione culturale della professione, poi potrei andare avanti. E mi dispiace che citerai poco perché le associazioni professionali non sono molte rispetto anche al numero di iscritti. Pensate alle altre professioni, hanno davvero molte sfaccettature, molte associazioni che rappresentano, che lavorando ognuna per il proprio pezzo poi rendono forte insieme la professione, più di quanto riusciamo a fare noi con la nostra, anche perché vedete in questo modo con sindacati che si occupano degli assistenti sociali, ma perché gli assistenti sociali sono iscritti, sono la loro base, associazioni che hanno una base rappresentativa forte, quindi danno istanze forti all'esterno. Ebbene, in queste condizioni allora il Consiglio dell'Ordine può fare il Consiglio dell'Ordine e non rappezzare il sindacato, rappezzare le associazioni e tutto il resto, perché poi l'Ordine può fare quello che istituzionalmente deve fare in questo momento, che poi è una cosa che tutti conosciamo, tenere l'albo in modo corretto, che già questo sembra scusate lo sfogo, ma adesso lo sfogo un po' anch'io, sembra già un'impresa, perché anche solo mettere insieme il foglio con i candidati alle elezioni del Consiglio nazionale ci abbiamo messo mica una giornata con tutti gli uffici a Roma, quindi voglio dire, ecco,
c'è tutta la parte disciplinare che comunque è composta da colleghi, c'è la parte di formazione continua e poi c'è la politica, in primis per il Consiglio nazionale, ma che ha un'efficacia vera, anche se non è nei compiti specifici dei consigli regionali dell'ordine, perché nella legge non c'è scritto, ma l'efficacia di un'azione politica a livello nazionale si misura, esiste solo sul livello locale, regionale. Noi abbiamo anche questa fortuna che altri ordini non hanno, della coincidenza tra l'articolazione territoriale delle regioni e l'articolazione degli ordini regionali nostri, che in questo ci agevola, perché io posso fare i migliori protocolli, non ve li sto a citare, quanti minuti ho? 1, 5, ecco, non ve li sto a citare, ma cito solo quello con l'ANCI. Noi abbiamo il protocollo con l'ANCI. Sapete che i protocolli sono generali, ma perché c'è un motivo, perché poi se sono troppo specifici e c'è qualcosa di importante che non si è pensato, che sopravviene, che non rientra, poi sono inefficaci. Questo protocollo è un protocollo che è evidente che va gestito a livello regionale, e allora l'ordine sì, in quel caso ha come interlocutore l'ANCI locale, Stato-Regioni, potrei citarne altri 1000, che non 1000 no, ma parecchi che sono stati implementati. Ecco, quello è il livello interlocutorio dell'ordine, un livello interlocutorio di tipo politico. E su questo vorrei spendere una parola, nel senso che ci sono dei luoghi non solo di tutela della professione, ma di promozione della professione, che sono dei luoghi materiali, che sono dei luoghi fisici, che sono i luoghi della politica che noi dobbiamo frequentare, ma ci sono anche dei luoghi che sono fortemente immateriali e che sono altrettanto importanti, se non di più, che sono quelli che ciascuno di noi frequenta quotidianamente nell'esercizio della professione, sono quelli anche che i consiglieri e i presidenti degli ordini devono frequentare molto più spesso, perché noi abbiamo da questo punto di vista poca dimestichezza, diciamo, perché sono i luoghi delle relazioni, perché la politica si fa attraverso le relazioni, non si fa solo con i disegni di legge. Sono i luoghi comunque che riguardano il consenso, perché se non abbiamo consenso non andremo da nessuna parte, e sono anche i luoghi dove si creano delle alleanze che sono fondamentali. E ce lo siamo già detto a Milano, ce lo diciamo al tavolo del patto, è stato molto citato, quindi non lo faccio io. È evidente che un disegno di legge scritto con le migliori intenzioni, per carità, ma un disegno di legge nel 2014 dove si parla di ruoli di dirigenza, quindi denari, di questioni di questo genere, è un disegno di legge che è già un miracolo che sia arrivato in commissione, perché questo governo a livello di iniziativa parlamentare credo che abbia fatto uscire in 2 anni, quanti sono? Una norma. Quindi è evidente che la prima azione che è stata fatta è stata quella di dire occorrono gli emendamenti che puliscano da quello che non serve più, perché nel frattempo la formazione continua è stata regolata da altra legge, lo stesso è avvenuto per tutto il procedimento disciplinare, per cui di tutto quel lavoro articolatissimo già molta parte era da togliere, perché comunque superata da norma successiva. E dunque, rispetto al discorso che stavo facendo, così chiudo su questo argomento, le strade possono essere molteplici, perché certo Aida Samori, a me, al Consiglio nazionale di cui sono stata presidente, avrebbe fatto molto piacere potersi fregiare all'occhiello di un riordino di legge complessivo della professione, ma di questa noi tutto sommato quando abbiamo compreso queste cose poco importava, perché per noi era importante portare a casa quello che
che era il grosso in quel momento che si poteva avere attraverso un intervento di tipo normativo, cioè una formazione alla professione compiuta che ci interessa, perché comunque non l'abbiamo, Anna Maria ci ha già detto di questo, quindi anche con insegnamenti e quant'altro adeguati, che al momento è il grosso nodo che abbiamo, perché se chi viene formato non viene formato in modo adeguato, noi non abbiamo, ecco, noi non abbiamo speranze, perché invece io tutto sommato ne ho, perché comunque questi giovani che lo dicevamo con Mirella Zambello insomma poco fa fuori, no? Che comunque hanno queste esperienze anche all'estero, dove il servizio sociale ha altro tipo di considerazione, perché anche operano ecco, e insomma io penso che non sarà una cosa che vedrò io che ho una certa età e anche molti di noi che siamo qua dentro, però io penso che proprio per i motivi che ho detto prima questa sia una professione che interessa la società e che quindi andrà avanti e ci vorrà più tempo rispetto all'impazienza che giustamente tutti abbiamo, perché anch'io avrei voluto ancora 6 mesi per provare, perché questa cosa qua, cioè non si dice in giro, vabbè, registrate pure, però è evidente che in ultimo nella legge di stabilità questa abbiamo cercato in tutti i modi insomma c'era stata anche data qualche speranza nel genere, ma tutti i pacchetti che passano in Parlamento attraverso il governo, perché abbiamo ben capito che la strada è questa, abbiamo cercato in tutti i modi di attaccare i nostri tutto sommato piccoli pezzi, perché poi quando andiamo a dire che comunque c'è l'accesso all'esame di Stato sezione A per chi non ha il titolo di studio di triennale in linea afferente, quindi servizio sociale, per cui la competenza viene assolutamente frantumata perché entrano in sezione A dei laureati che comunque magari non hanno dato neanche un esame di metodi e tecnica. Dal ministro in giù dicono, prima ti guardano come dire mi stai dicendo una cosa che non è vera, perché è talmente lampante che è una cosa assurda, dopodiché vai avanti perché in realtà è vero e allora devi capire come poter fare con tutte le strategie che vi ho detto prima. E tra l'altro, mi fermo su questa cosa che riforma sulle professioni, giace nella medesima commissione il disegno di legge della riforma delle professioni sanitarie. Se facciamo un piccolo conto tra 42.000 assistenti sociali che siamo noi e le professioni sanitarie che sono un esercito di elettori, adesso non dico il numero per il semplice motivo che sicuramente peccherei per difetto, la dice lunga. Cioè non è uscita da quella commissione nemmeno la legge di riforma delle professioni sanitarie, che peraltro, qui lo dico, insomma qualche spazio al limite di ce lo possiamo anche prendere. Va bene, l'altro input era appunto, ma l'ho già detto, su questa questione della comunità di pensiero e comunità di azione, che proprio in questa professione davvero non possono non essere insieme e non proseguire insieme. E Zanon ha detto, non so quale conferenza, ha detto l'ordine, chiaramente uno solo, l'ordine degli assistenti sociali, ecco, se devo completare questa frase, l'ha compreso dicendo che l'ordine siamo tutti. Quindi se noi siamo autorevoli nell'esercizio della professione, cominciando da noi, l'ordine ci può tutelare anche meglio, perché se pensiamo ai carichi di lavoro, cosiddetti carichi di lavoro, è evidente che io ho la necessità per effettuare un assessment di un certo tempo, anche meno, di un certo numero di colloqui, di visite domiciliari, di tempi di pensiero, di scambio con i colleghi, ed è evidente che attualmente negli enti locali che veramente come dire, si sentono poco se non in queste realtà
in cui ci incontriamo direttamente, e altre realtà come quelle per esempio della giustizia sia adulti minorile, dove ci sono questi carichi di lavoro che sono sempre più eclatanti perché ci sono sempre meno operatori. Però ecco, l'ordine che cosa può fare? Può farlo se il professionista va dal direttore dell'ufficio, peraltro per esempio nella giustizia assistente sociale, ma lo sono anche tanti in tante regioni, i direttori e i dirigenti sono colleghi, dire benissimo, allora io non ti dico che non posso prendermi il 51esimo, l'80esimo, il 100esimo, ti dico che io posso occuparmi di queste persone, ma sappi che me ne posso occupare appena finisco la valutazione degli altri 89 o comunque di qualcuno di questi 89. Ecco, allora sì che lì l'ordine può intervenire a supporto, perché l'ordine, se intanto voglio vedere un direttore, un dirigente che vi scrive che voi con quel carico di lavoro per forza dovete, messo per scritto, dovete occuparvi anche di quello che sta arrivando, prima cosa. Seconda cosa, allora lì l'ordine sì che è forte, perché dice quel collega non lo può fare, perché se lo fa, qui c'è un codice deontologico, c'è è stato detto anche della funzione tutto sommato come dire di disciplinare, che in questo può aiutare, perché non si può fare, dati alla mano non si può fare. Allora lì l'ordine è forte, perché è un professionista forte che dice un momento non ce la faccio e io entro, ecco, in questo senso. Finisco, davvero insomma sono stati tanti gli stimoli, però ecco, finisco sulla questione, si è parlato di storia, dell'importanza che ha la storia per tutti nella nostra vita, ma anche in una professione. Noi ci abbiamo provato, perché io devo dire sono in Consiglio nazionale da molti anni, però essere presidente è molto, insomma, dà un'autorevolezza diversa, ecco, per cui io sono entrata in via del Viminale nelle sedi precedenti senza che mai ci fosse una foto, né di un presidente né di un consiglio dell'ordine. Non si sa chi sono i consiglieri dei consigli nazionali, se non li mettiamo insieme. Abbiamo anche mandato una nota a tutti coloro che avevano fatto parte di questi organismi, devo dire non ci è arrivato né una foto né un filmino, ma non importa, perché li abbiamo trovati in questa ultima settimana. Lo faremo, e questa è anche storia, perché io quando vado al Consiglio nazionale forense, peraltro sede certo incomparabile con la nostra, ma come dire un ordine con molta storia e non solo storia, io trovo comunque i quadri con l'indicazione dei consiglieri. Ecco, anche da queste piccole cose si può andare avanti, ma soprattutto la questione è collegata quindi a questa presenza della storia della professione, che diventa anche comunque la narrazione della professione. Non mi dilungo, ma è ciò che ho cercato di dire anche a Catanzaro 2 settimane fa, quello che ho cercato di dire in modo molto emozionato in una delle ultime iniziative del Consiglio nazionale. Cioè davvero noi abbiamo nelle mani la possibilità di dare una narrazione diversa, lo possiamo fare se siamo dei professionisti. Io voglio che insomma usciamo fuori con questo oggi da questa giornata. Ancora grazie a tutti. Penso ultima uscita pubblica. Esatto. Grazie per tutto quello che ha fatto.